Rieccoci in studio, penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ho qui davanti Mario che è quasi già in vacanza, no? Perché ormai i campionati di promozioni, compresa la Coppa Italia, sono terminati. Buonasera a tutti amici di Penalty, francamente sì. Quasi in vacanza, però non sei abbronzato, non vai a mare. No, vado in centro. Vai in centro. Allora, soltanto la Coppa Italia, che comunque ha visto il suo compimento finale la scorsa settimana. Sì, esatto, la partita fra Cus Palermo e Libertas è finita 5-2. I palermitani erano favoriti perché avevano una squadra molto forte, hanno vinto il loro scontro diretto contro la Folgore per quanto riguarda i playoff del campionato di promozione. Dall'altra parte invece la Libertas si era qualificata senza prendere parte mai alla classifica vera del suo girone, che era il girone A, appunto. Ha giocato tutto sulla Coppa Italia perché questa gli ha dato l'accesso poi anche al campionato di eccellenza. Per come si erano messe le cose, dopo i calci di rigore con Atletico Catania non si poteva fare altro che superare quello che restava del Borgata Terranove e andare a prendersi questa eccellenza che secondo me è un po' trovata. È un po' trovata, va bene. Allora guardiamoci la clip su questa bella finale comunque che si è disputata nel Palermitano con questa bella e anche ormai storica vittoria del Cus Palermo, Coppa Italia 2014-2015. Pallone occhio a Russo a volo! Daniele Russo! Parte di Salvo, la conclusione deviata! Il pareggio della Libertas con Di Salvo che trova la deviazione vincente che spiazza in senna per l'1-1. Movimento in aria, Delisi buono, a letto! Sandello! A letto! 2-1! Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. Va Di Franco, battuta lunghissima verso Amato che la dà, non c'è fuorigioco con Di Franco che riesce a tenerla in campo, ancora Di Franco, bellissimo gol! Davide Delisi! Happy, the night to be happy, the night to be happy, the night to be happy. Occhio, attenzione, attenzione! Il gol della Libertas con Piazza che si infila tra le maglie della difesa avversaria e la mette lì alle spalle di Insenna. Vediamo Di Franco se va alla battuta, potrebbe anche sfruttare il vento che in questo primo tempo. Occhio Di Franco! Andrea Di Franco! 4-2! Happy, it's the night to be happy. Everybody should be happy. Russo, benissimo, occhio che c'è Ragusa, servito in area di rigore, Ragusa al centro, Ferrara! Giancarlo Ferrara! È finita! Il Cus Palermo vince anche la Coppa Italia e firma una doppietta veramente spettacolare, una doppietta storica. Il Cus non solo vola in eccellenza, ma lo fa anche da vincitrice della Coppa Italia.
adesso Mario ci devi spiegare perché secondo te la Libertas forse gli sta un po' stretta questa eccellenza. No, in No, che senso? no, nel senso che non se l'aspettavano forse che il No, prossimo certo, anno... non se l'aspettavano. Ti dico quello che ho visto io andando a Belpasso a vedere la partita che hanno giocato contro l'Atletico Catania. Sì. Una squadra che, come molte tra i dilettanti, ha avuto le sue difficoltà a schierare i 18, per esempio. questa è una cosa insomma, strana. E questa è una cosa strana. Ci può stare a certi livelli del dilettantismo. Certo, non ce lo si aspetta da una squadra che si affaccia a un campionato d'eccellenza. È possibile magari che con questa nuova avventura arrivino anche nuove risorse, forse, e questa squadra possa fare il suo campionato a buoni livelli. Questo non lo Chiaro. sappiamo, però l'impressione che ho avuto io personalmente Sì. non è stata delle migliori, ma questo è il mio parere. Questo è un tuo parere e poi vedremo appunto cosa succederà la prossima stagione. Bene, allora un attimo volevo passare da questa parte e poi andremo a vedere il servizio legato alla presentazione del libro su Concetto Lobello che si è svolta ieri sera a Catania al Palazzo Platamone. Mister, la Libertas ha studiato bene questa sua promozione in eccellenza. Voi certo avete vinto il campionato, la Coppa Italia l'avete tra virgolette un po' sottovalutata perché avete visto che comunque la stagione regolare stava andando bene, oppure... Non sottovalutato, assolutamente no. Abbiamo praticamente giocato la seconda partita in casa con un risultato positivo ottenuto in trasferta per 1-1 con l'Avola. Giocato il ritorno in casa in condizioni meteorologiche Avverse, pessimissime. Abbiamo praticamente pareggiato il gol fatto da loro in netta posizione di fuorigioco. Ce la prendiamo con gli arbitri? Assolutamente no. Fabrizio, tu sei un tipo molto No, lineare. assolutamente no. Sai che noi di penalty volutamente facciamo è capitato, le discussioni legate al non colpire mai gli arbitri. assolutamente, perché gli arbitri sono dei ragazzi come noi. Bene, e mi sono fa dei piacere ragazzi che tu lo dica in maniera forte. che devono essere aiutati in campo. Sicuramente un solo arbitro è molto diverso da avere un arbitro con un guardalinee. Su questo ti do assolutamente ragione. E diciamo che è andata così, ma noi ci tenevamo alla Coppa, poi... Vabbè, vi siete accontentati del campionato, va bene sì. pure. Davide, poc'anzi si parlava del fatto che comunque le società certe volte studiano un po' a tavolino su cosa puntare, no? Tu che hai fatto il management sportivo, spesso e volentieri qualche cosa a tavolino l'avete anche pure studiata, no? Tu insomma hai fatto Programmare- anche la Ciriana in CND. Sì, con Mario Marino, eccellenza CND, è chiaro che tu programmi, poi il campo è quello che dice se ciò che vorresti fare lo vuoi portare a compimento. Il calcio, come tu ben sai, è una variante... scienza quasi esatta. Esatto, cambia sempre. Cambia sempre. Mario, adesso io ti voglio far vedere il servizio che abbiamo preparato ieri a Catania, Palazzo Platamone, per la presentazione di un libro su Concetto Lobello. Lo so che tu non l'hai conosciuto, non l'hai visto mai insomma, arbitrare, ma così da quello che magari forse hai letto, che ricordo hai tu personalmente che non l'hai potuto vedere? Cioè i libri di storia parlano, però sai, poi ci sono delle sensazioni. Vedendolo arbitrare magari attraverso i filmati ti puoi fare già un'idea, secondo te, di che arbitro è stato Concetto Lobello? È difficile farsi un'idea degli arbitri in quanto non è che si esprimono attraverso giocate esteticamente qualificabili, però ho letto per esempio di recente la biografia di Yashin, quel periodo lì, gli anni 60, Sì. i mondiali, un periodo molto interessante. Dove i negli portieri stadi- erano dei veri e propri miti. Esatto, negli stadi andavano 100.000 quando 120.000 persone. In quel caso Lobello arbitrò una delle partite più importanti della nazionale russa e non fu tanto amico, tra virgolette, dei ragazzi che avevano in porta Yashin, però insomma era una figura carismatica che a livello internazionale ha sicuramente vissuto delle L'hanno grandissime sempre detto esperienze. che era un arbitro molto da rigore. Sì, sì, infatti. sicuramente. E infatti si intitola proprio così, Concetto Lobello, un arbitro di rigore, questo libro che è stato presentato ieri al Palazzo Platamone, Catania, Palazzo della Cultura. Wise men say only fools rush in, but I can help falling in love with
Questa sera qui a Catania appuntamento importante legato al mondo dell'editoria con la presentazione di un libro dedicato al grande uomo di sport quale è stato Concetto Lobello. Presentazione scritta a 6 mani da 3 giornalisti siciliani che hanno avuto modo così di raccontare attraverso la sua storia la storia di un grande uomo di sport. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life. Sindaco Bianco, una bella emozione comunque ricordare un non catanese, un siracusano conosciuto comunque in tutto il mondo. Sì, non voglio strappare Lobello a Siracusa, lui era terribilmente legato alla sua terra, ma era comunque un siciliano, e poi Catania e Siracusa sono legatissime in modo così stretto e così intenso. Anche Catania ha voluto onorarlo e io proporrò, come ho annunciato, alla commissione toponomastica di dedicare una strada o una piazza a un grande siciliano che ha fatto conoscere la Sicilia nel mondo e che ammetteva in tutto quello che faceva una grande passione ed era un protagonista vero. Se oggi, ancora oggi, a distanza di molti anni, si ricorda Concetto Lobello come un grande protagonista dello sport, vuol dire che era un grande personaggio, e io me lo ricordo perfettamente e voglio onorare la sua memoria come quella di un grande siciliano. Close in the sky and in my blue eyes, no it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, straight in the sunshine. No need to hurry. Concetto Lobello, abbiamo qui davanti Rosario Lobello, beh che dire, 2 uomini importanti. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, però è anche vero che in un'occasione come questa, nella presentazione di un libro sulla storia di papà, probabilmente l'emozione colpirà anche un po' tutti. Ma certo, emozione, orgoglio, soddisfazione, insomma sono di quelle cose che si sentono dentro che poi magari è più difficile esprimerle, ma sono quelle sensazioni che si conservano e si portano per sempre. Scrivere un libro di questo genere quanto tempo ci vuole? Probabilmente una vita. Beh, noi abbiamo raccolto il libro, l'abbiamo lasciato scrivere a loro, noi diciamo così i familiari abbiamo scelto, abbiamo frugato fra gli archivi quello che pensavamo, perché se avessimo voluto veramente scrivere e prendere tutto ci sarebbe voluto un'enciclopedia, perché sono tanti gli episodi, le circostanze. E abbiamo scelto quello che abbiamo pensato poteva delineare meglio il suo profilo, ma non tanto quello di Arbio, ma il suo profilo umano, che era quello che noi abbiamo desiderato che si dovesse più mettere in evidenza. Per chiudere, quanto manca una figura come quella di Concetto Lobello oggi nel mondo degli arbitri? Non lo so, perché c'è. There was a girl with a beautiful smile. He came from the sea, so sweet, and taught her to fly. He had the sea in his eyes, singing for her through the night. Franco Anastasi, giornalista sportivo, beh sicuramente un ricordo particolare anche di un mito come è stato Concetto Lobello. Anche perché sono stato arbitro. Quindi più diretta di così la domanda. Una cosa che mi è rimasta impressa in una premiazione a suo tempo di
nel periodo in cui Lobello si presentava per essere eletto deputato alle elezioni, mi ha omaggiato di una sua foto e io in quell'occasione qualcuno mi ha fatto una foto che conservo caramente, perché Lobello, come qualcuno ha fatto rilevare, era veramente un mito. Tu da ex arbitro comunque adesso puoi fare una giusta valutazione su quello che è in questo momento, insomma, la figura dell'arbitro. Sulla figura dell'arbitro di oggi, sinceramente, diciamo che francamente fra quelli di una volta e quelli di oggi c'è veramente un abisso. Comunque l'arbitro è sempre una bella attività che, se si fa sempre con serietà e soprattutto con onestà, è sempre un'attività da apprezzare. Scrittura a sei mani per un progetto straordinario legato alla figura di Concetto Lobello. Umberto De Ghini. Per me è stato gratificante far parte di questo progetto, perché ti sei trovato all'interno di tante storie importanti, di una leggenda del calcio, al di là che lui fosse un arbitro, anzi l'arbitro assolutamente, e poi l'uomo Lobello, anche quando io ho cominciato, e tu sai a cosa mi riferisco, no? Quando sogni diventare qualcuno nell'ambito del mondo dello sport, del calcio, per me già era un mito quando lo conobbi. Io nel mio intervento in questo progetto, di quello che ho scritto, parlo del mio primo incontro con Concetto Lobello, avvenuto negli studi di Antenna Sicilia appena nata. Io non c'ero mai entrato, quindi figurati, poi sarebbe diventata casa mia, quindi una serie di coincidenze straordinarie con Concetto Lobello, proprio primo personaggio importante che ho conosciuto in quel palazzo, quindi veramente un po' della mia storia viene riportata nell'opera che racconta Concetto Lobello. Ma adesso un personaggio come Concetto Lobello dove si potrebbe collocare nel mondo dello sport mondiale? Vedendo un po' quello che c'è in giro, onestamente all'apice. Se Blatter da 50 anni o poco meno è a capo della FIFA, Lobello avrebbe sicuramente potuto ricoprire questo ruolo. E poi lui in quel periodo a Siracusa, dopo appunto la grande carriera arbitrale, cominciò a fare qualcosa, anche se Siracusa non lo sentì mai figlio suo a tutti gli effetti. Lui si sentiva infatti più siciliano, veniva apprezzato fuori da Siracusa più che a Siracusa. Parlo dell'uomo politico, dell'uomo che aveva delle idee, colui che gettò le fondamenta per la cittadella dello sport di Siracusa, che in quegli anni era una novità per tutta la Sicilia. Quindi credo che oggi un Lobello servirebbe a capo di questo calcio, e qui veniamo ai nostri giorni, malato per come vogliamo descriverlo, un calcio che ha bisogno di essere ristrutturato, di essere riformato, e credo che lui poteva sicuramente essere la figura giusta per far voltare pagina a tutto il mondo del calcio.
io vivo, ma tu Certo che fa un po' effetto, no? Quelle fotografie in bianco e nero e poi subito un jingle di penalty colorato, pieno di colore, di un calcio totalmente diverso. Poc'anzi vi sentivo parlare fuori diretta del mito Yashin, a dimostrazione che comunque è un calcio che non esiste più, Mario. Esatto, Yashin morì povero, senza una gamba, poveretto. Eppure fosse nato oggi l'avrebbero ricoperto di miliardi, però insomma sono epoche che cambiano, il calcio assume una valenza sempre diversa, adesso è importante perché va in TV, prima ci andava di meno, però le persone, i personaggi che caratterizzavano questo sport erano sempre eretti a grandi eroi. È vero, è vero, è vero. Poc'anzi parlavamo anche di un arbitro importante, no? Italiano, che ha anche arbitrato una finale mondiale, Collina, che forse così in linea di massima sembrerebbe insomma il suo erede, stato il suo erede. Diciamo che Collina ha portato nel calcio una gestione della partita che è intelligente, che prima non è che non si conoscesse, il fatto è che nessuno è riuscito ad applicarla come è riuscito ad applicarla lui, tant'è che oggi lui sappiamo essere a livello internazionale uno dei referenti principali di questo mestiere. Ma l'arbitro più famoso di tutti resta Bakramov, un arbitro a zero del mondiale del 66, arbitrò la finale tra Germania Ovest e Inghilterra. Con il gol famoso non sbandierato, gli hanno fatto uno stadio. Sì, per la Germania favorevole all'Inghilterra, però insomma. Bene, ci dobbiamo fermare, salutiamo Mario che ci ha raccontato anche la storia di quest'arbitro, ma in genere ho visto che è anche molto preparato sugli arbitri internazionali del passato e quelli anche del recente passato. Il calcio è la mia passione come la vostra, quindi. Al solito. Bene, ci vedremo con lui la prossima settimana nella puntata speciale di Penalty. Grazie Mario. Grazie a voi, buona serata. Ci fermiamo perché tra poco parliamo di prima categoria. Abbiamo un responso definitivo sulla finale di Coppa Italia, appunto legato alla prima categoria. Tra pochissimo, dopo la pubblicità. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.